Hello, everybody. Hello, hello. We are here today at Is Feminas with Maria Carta. We're really excited tonight. This is a special evening. Maria Carta is from Seulo. Yes. And Seulo is the original blue zone. This is a term that was coined in 1999 by Michel Poulain and then again by National Geographic and Dan Buttner, who wrote a best-selling book called The Blue Zone. And I suggest you to read it. It's a really cool book. And the first chapter is on Sardinia and on Seulo. So in Seulo, we have 30 times, people reach the age of 100 30 times more than an average population. So it's incredible. And even more so incredible is men reach that age. It's fascinating, and Maria is going to shed some light on that tonight. We are going to dive into a dish which is typical of Seulo. Yes. And we will start from there, and we're going to have a conversation about longevity. And I hope, Maria, this is a conversation that we continue. As a matter of fact, I have a dream, ho un sogno. È un sogno? Qual è il tuo sogno? My dream is to go to Seulo with Okay. you No? and to explore your village, Yeah. to speak with the people, Yes. and to breathe the air and eat and cook at Seulo. So maybe on 1 month or something we could do that. Forse fra un mese. Fra un mese, sì, quando inizia Eh? il bel tempo ci possiamo andare e vedere un pochino When it gets come- warmer. Sì, diciamo che il periodo ideale è maggio, la fioritura dei campi, Okay. le verdure fresche We'll che go in inizia. May. Sì, eh? sì. When all the flowers are blooming, and yeah, that'll be good. We're starting to make kasumarzu. Si inizia a fare kasumarzu. Sì. Okay, so what is cooking tonight? Cosa facciamo stasera? We are going to make a minestrone with a lot of ingredients from Seulo, which we're going to present. And the goal of our shows is, one, to show, to teach people a new recipe. Ok, And then it's for them to replicate the recipe. ok, devo So here, cioè un obiettivo è di far vedere la ricetta. Certo? L'altro è di cioè di mandargli i prodotti per fargli fare. Per fargli fare. So Perfetto. then what we like to do is we like to send you all the ingredients so you can make this recipe as we're making it now at home. Okay? And by the way, we're going to do something special tonight. Maria is one of the 12 people on the island who knows how to make the rare pasta filindeu. Okay? It's an extremely thin pasta. We did a show on filindeo. There are 12 women on the island who know how to make it. Maria is one, and in our box this time, since we're Is Feminas, we're going to put both the filindeu and these wonderful loriguitas, which are these braided pastas which we made last week. So those are going to go in the box too, just because they're handmade by Maria and we have to put them in the box. Cioè, sono fatti da te, per forza Certo. dobbiamo metterli. Certo. Giusto? Okay, so I think right now we should, I think now we should introduce the recipe. Ok. Oh, I'm sorry, Simone, I forgot. We have some guests in America. So maybe we should welcome our guests in America. Yes. Tara, Debbie, are you there? Perché comunque lo vedono tutti. Hello. Ciao. Ciao Tara. Non sente. You can't hear us. We can see you. Okay, I know. Okay, try now.
Non si sente, Tara. Hello. Hello, ciao. We're good to go now. I can hear you now. Ciao Tara! Okay. Ciao. Oh, we have Seattle too. So good to see everybody. Okay, fantastic. So listen, we're going to present the recipe and the ingredients now, and we're going to start cooking. But you're here with us, and feel free to chime in and to add suggestions or ways in which we can replicate this recipe in America where we might not have exactly everything, etc., etc. Okay? Yeah. So, Maria, Eccomi. let's see the ingredients to the Dove minestrone. sei? Devo venire vicino a te? Sì, Ok. sì, vieni, vieni, Eccomi. vieni. Ti vedi? Sì, No, vieni, non ti mettiti vedo. qui. Ok, Eccoci. let's see the recipe, the ingredients. Dimmi tutto. Facci vedere gli ingredienti. Sì, gli ingredienti per il minestrone dei centenari sono le fave, ve le faccio vedere così, Ok, le fave, i ceci, so chickpeas, zucchine. fava beans, zucchini. zucchine. Ancora ci abbiamo il cavolo verza, Ok, cabbage, le patate, potatoes, le cipolle fresche, queste qua, ok, shallots, fresh onions. i fagiolini corallo o comunque fagiolini che vengono Ooh, look at those raccolti in beans, questi green frutti. beans. Beautiful. Abbiamo il basilico, Basil, abbiamo un po' di finocchietto selvatico Ok, wild che serve fennel. per così. Abbiamo il pomodoro secco, sun-dried tomato, ancora abbiamo i cavolfiori, cauliflower. le patate le ho fatte vedere, le cipolle e su casu e vita, o sarebbe un formaggio morbido Ok. fatto di pecora o capra, Yeah, this is a sheep or goat's milk fresh cheese. salato, che viene utilizzato per salare appunto la minestra. Yeah, it's salty. Okay. E per ultimo abbiamo la fregola And che some- viene inserita nel momento in cui viene finito poi la cottura del minestrone. Okay, so then we have some sardine fregola, which we're going to add after we've made the minestrone. Ok. Cosa vuoi? Okay, perfect. Allora, iniziamo a tagliare. Okay, one second. So this, the proportions that Maria showed you, they're for 4 people, per 4 persone, giusto? Sì, per 4 persone. Tagliamo Ok. le patate a cubetti. Okay, so now we're going to dice the potatoes. Little small cubes. Ok. Poi tagliamo anche delle zucchine, sempre a cubetti. Okay. Same size, stesso come le patate. Sì, stesso. come le patate, stesso Yeah. modo, un po' di finocchio. Oh, a little fennel. Beautiful. Sì, perché comunque aiuta a digerire. Helps digest, okay? Bisogna tener conto che questo minestrone è comunque prodotto con delle verdure assolutamente biologiche, quindi innaffiate con l'acqua di fonte, non con altre cose, Ok. o comunque non hanno concimi, non hanno crittogrammici, sono completamente naturali e biologiche. Okay, this is a theme of Maria's restaurant, East Feminas, where she is taking the culture of her town, the blue zone town, Seulo, and she was saying her vegetables, they're organic, and for example, the water they use, it's well water, and they're just, incredibly fresh and, made without any sort of pesticides, completely organic. Anche i fagiolini. Okay, I fagioli vengono utilizzati sia freschi che secchi, okay, so ok? yeah, you're using Prendiamo these. questa. They're both fresh and dried, but here you're using Sì. fresh right now. Puliamo la cipollotta. Bellina, puliamo la cipollotta. Si taglia sempre nella stessa dimensione, Ok. a cubi, eccetera. Always to keep the same size, same way.
non c'è bisogno di fare tagli grossi o diversi. Ogni verdura va tagliata sempre nella stessa grandezza, presso Ok. poco. Be consistent. Good advice. Ok. Okay. Poi ci abbiamo il pomodoro secco, Okay, sun-dried tomato. che viene altrettanto tagliato a pezzetti. Okay, you're gonna dice these two. Ok, perfetto. These, you rinse them, li sciacqui? Sì, li sciacquo dal sale, naturalmente. Yeah. Li sciacquo un po' dal in sale. Sardinia, we usually, our sun-dried tomatoes, they're usually made, they're cured in salt, and so you need to rinse them off before you use them. Ok, quindi poi abbiamo naturalmente i pezzi di formaggio che vengono tagliuzzati così, quel formaggio sotto sale, Yeah, su this is the- Gazagedu, che durante l'estate veniva fatto per accompagnare, diciamo, la merenda, così, no? È ricchissimo di fermenti lattici, quindi dopo Ok. che ne rimaneva un pochino, veniva messo sotto sale per l'inverno e avevano la scorta da aggiungere alle minestre. Quindi i formaggi sempre presenti. Okay, so this is a fresh Sardinian cheese, which they use in the summer as like for a snack. It's incredibly nutritional. Has fermenti lattici. Sì. I'm trying to think of the like. Debbie, what's the name of what you get in yogurt? Like the probiotics. You get in cheese too. You there, Deb? Maybe she's not there. Ok. Perfetto. Allora, gli ingredienti li abbiamo tagliati quasi tutti, quindi abbiamo la verza, il sedano, i finocchi, le patate, abbiamo il cavolfiore, le fave, i fagioli, la cipolla, le zucchine, i ceci, il formaggio e il basilico. Okay, Tutto so we have quanto. all the ingredients here. We have the cabbage, we have the celery, we have the fennel, potatoes, cauliflower, the beans, the shallots, the wild fennel, chickpeas, zucchini, sun-dried tomatoes, and then that fresh Sardinian cheese, casavite, and the cauliflower. Okay? Cool. Okay, adesso che? Adesso andiamo a prepararci. Me li passi, Andre? Me li passi tu da lì? Adesso iniziamo a preparare. Iniziamo a preparare. Mi vedi? See? Sì? John's talking about live cheese cultures. Oh yeah, thank you, Debbie. Live cheese cultures. There you go. Cosa fa Debbie? Debbie mi sta aiutando con traduzione. I Ah, fermenti ok. lattici. Fermenti lattici. Che non mi viene la Vado? parola. Allora, uno per volta, Andre. Inizio con le cipolle, il sedano e i finocchi, poi le patate. Sì. Okay, so now we're gonna talk about the order in which we're gonna Vado? cook all. Yes. Allora, vado a mettere nella padella un po' di olio extravergine, naturalmente buono. Okay, so a little extra virgin olive oil. Ok. Dopodiché vado ad aggiungere le cipolle, Okay, so the porri or the fresh onions. faccio rosolare un pochino le cipolle e aggiungo piano piano gli altri ingredienti, quindi inizio col sedano e Okay, so we sauteed the onions. Now we put in some celery, il pomodoro rosso, le patate, little red tomato, some gli altri potatoes, ingredienti, la verza, Andre, cabbage, la verza e i fagiolini, beans, cavolfiori che mettiamo per cauliflower, cavolfiori, i ceci, chickpeas,
Le fave, ok. Facciamo rosolare bene, aggiungiamo i pomodori secchi Okay, sun-dried tomatoes. e per ultimo aggiungiamo un ingrediente fondamentale Okay, per fare il fundamental. minestrone, Yes. che è l'acqua di fonte, John. Okay, so fundamental ingredient is water from the well. Dopo che l'abbiamo fatto soffriggere un po', naturalmente, After you've sauteed the vegetables. Perfect. vado a versare piano piano l'acqua. Andre, me la riempi di nuovo, vabbè. So fresh spring water, Maria says, is fundamental for this recipe. Aggiungo le zucchine, che sono le cose che vanno aggiunte per ultimo perché hanno una cottura un pochino veloce e quindi va così. Okay, so the zucchini, which cook faster, she puts them in last because they cook faster. Ok. E andiamo ad inserire il formaggio Okay, salato and now we're putting in the fresh salty, o casemurgia, casevita, come lo vogliamo chiamare. Yeah. Ogni zona della Sardegna lo chiama in maniera diversa, però lo usano tutti quanti. every area of Sardinia calls it a different name. Casamurgia, Casavita, Casagedu. But Questo è il ev- formaggio che non ha storia, perché esiste da sempre, da quando esistono i pastori esiste su casemurgia, su casevita. Maria says this is a cheese which does it's always been around. The shepherds have always used it. Vado ad aggiungere il finocchietto selvatico, Okay, so wild fennel, ok? Le foglie di basilico. basil, Non metterò del sale perché c'è già il formaggio salato. no salt because she's using that salty Sardinian shepherd's cheese. Ok, adesso lo facciamo andare un pochino a fuoco alto per circa 10 minuti finché non va in ebollizione. Okay, so we're gonna go high flame about 10 minutes until we get the water boiling. Chiudiamo la pentola e lo lasciamo cucinare per all'incirca 10 minuti. Okay, we're gonna let it cook for 10 minutes. Allora, ti faccio delle domande nel frattempo? Sì, se vuoi sì. Ok. Eccomi qua. So- Eccomi. We have some time, and I really want to talk about seulo and longevity. Voglio parlare di seulo e longevità. Ok. Okay? First question. Do you have a centenarian in your family? Yes. La Of centenaria... course you do, because you're from Seulo. Cioè, voglio dire... diciamo che tutte le famiglie a Seulo hanno avuto un centenario o hanno un centenario. Cioè, every single Sì. family Quasi. in Seulo either has or has had a centenarian. It's E incredible. se non è arrivato a 100 è arrivato a 90 e passa, via. So, if they're not exactly 100, they're 97 or 98. Va bene, ok. Sì. Io a casa ho mia nonna che ha 96 anni, si chiama Maria come me, Ah, e ok. lei ci ha insegnato sin da piccole tutto quello che riguarda il cibo, la coltivazione delle verdure. Quindi ci portava sin da piccoline all'orto, ci faceva vedere come si innaffiava, si faceva vedere come si metteva, che ne so, come si seminava una patata o come si seminavano i fagioli. So, your grandmother, Maria, Yes. 96, 96. 96 years old, and Maria remembers her grandmother who took her to the garden and showed her how to water the vegetables, cioè come si innaffia, poi che Sì, ci che altro? faceva vedere come si seminava, come si, you si planted? solcava, come si solcava l'orto, come si manteneva, quindi How you tutto would, quello che serviva per tirare su dei vegetali buoni. so all of the art of creating wonderful vegetables your grandmother taught you. That's amazing. Sì. That's love. Molto. Quello è amore. Quello è amore, sì, si fa sempre con l'amore. So- Queste cose qua sono... So one thing about in America, we often, our elders, i nostri anziani, often they go live alone. Loro vanno a vivere da soli, Sì, ok? Ma in Sardegna, ma soprattutto nel Blue Zone, no? nelle Blue Zone.
gli anziani vivono con voi, cioè Gli anziani vivono con noi, nel senso che a parte il fatto che la maggior parte sono indipendenti, comunque certo hanno bisogno di una mano d'aiuto per spostarsi, per fare la spesa, queste cose qua, ma la maggior parte realmente hanno una forza incredibile. Cioè, mio zio che ha 96 anni uguale, che è lo zio di mio padre, prende la macchina e guida ancora, va a zappare la vigna, va a raccogliere le noccioline, per dire, no? this is a story you'll hear over and over and over. È una storia che si sente ripetutamente. So her uncle, 96, he is independent, he goes and he works in the vineyard, I mean, he drives a car, but they're also, Maria says, the elderly they're independent, but they're also very, very important in the family life. Sì. And sono anche molto rispettati, cioè Sono rispettati perché a parte l'amore e l'affetto che danno e anche la storia che ci trasmettono. Oltre a questo, loro amano condividere proprio all'interno del paese le storie passate. Spesso si incontrano nei vicinati, magari sedendosi a una bella giornata di sole, si siedono fuori e raccontano, ricordano e così. Quindi fanno una vita sociale. So so I was saying the elderly, they're very respected, and she said, well, yes, they are respected, and it's because of the love they give. And it's she also said that the elderly love to share stories. You'll often find them on a sunny day. They'll all be outside, sitting around, and they'll be sharing stories. Debbie and Tara, do you remember like coming to some of these Sardinian towns and seeing? Oh, yeah. Yeah, and it's also I mean, it's the like first time we met somebody's grandfather who had made up a song for everybody in their family. They each had their own song that he made up for them when they were born, that they sang as they got older. They just became part of their family's tradition. un nonno, l'ha conosciuto un nonno che ha creato le canzoni per ogni nipote. Sì. E poi diventa una tradizione della famiglia. Sì, è così. Tipo mutetto, no? Sì. Da noi ogni famiglia ha un soprannome, no? Che veniva dato in primis a il bisnonno, cioè non dicono quello è figlio di Salvatore, quello è figlio di Salvatore Carta, Conchemoru, figlio de Severino, su villo de, eccetera, capito? Quindi anche quello fa parte della catena centenaria, no? Ci portiamo dietro tutto. So Maria was saying that there's this tradition, you know, everybody has a nickname. And so when you see somebody in the street, they'll say, that's the son of Salvatore Carta, brown hair, or, you know, his nickname. And then you go on and on and on. So she said the centenarians also live by this kind of, this chain of remembering and their nicknames, and non solo i nomi ignoro, cioè quello che facevano. Well, one person was famous for this, or one... Certo, così. Cioè, le storie in parte sono storie vere, in parte mitologie, in parte Sì, no? così, Si intreccia un si po'. intrecciano le cose. So it's an interesting thing is where the stories, you know, they're based on facts, but then they get mixed with fiction. Sì, proprio così. That's interesting. So another question we're all interested in is, so Seulo was a town where people live 30 times longer than an average town in America. Vivono 30 volte di più Sì. che in un paese americano normale. Però fanno anche una vita che gli consente di rimanere sani, tra virgolette. Perché? Perché vivono in un posto intanto pieno di verde, in mezzo alle montagne, dove si mangia sano, si beve l'acqua di fonte, si cammina, si fa attività fisica, si lavora ancora sino a 90 anni in altro po', nel senso che comunque gli orti ce li hanno tutte le famiglie e quindi tutti mangiano realmente dei prodotti naturali, capito? E questo è fondamentale per la salute. So Maria was saying that, yes, they live longer, but they live in an environment where it's easy to live longer. They're surrounded by nature.
Everybody has a garden. They do physical activity. They're socially involved with the community. Sì. So it's a part on the water. The water is important. L'acqua è importante. L'acqua è importantissima, cioè loro effettivamente bevono l'acqua di fonte, l'acqua che arriva dalla montagna. Spring water, which comes down Sì, from the, sì, sì. it comes from the O lo mountain. utilizzano per fare il pane, quindi per cucinare le minestre, per innaffiare gli orti, quindi la natura prevale sempre. So the nature reigns. Sì. Okay. And another thing I love about Sardinia is how important water and semolina. I mean, it seems like everything starts. Tutto parte dall'acqua e semolina. Sì, No? l'acqua e semolina. So it's almost like when you go to a village, quando vai a un paese Sì, sardo, sì. you see people making carasau. Sì. You see people making La pasta, la fregola, sì, no? sì. So Le there's verdure, tutto va con acqua, farina e terra. water, flour, and And earth. earth. Yes. Eh? Yes. So I guess Andiamo a controllare un attimo il minestrone, okay, what Ci I siamo was quasi, nervous about tonight because Cosa? ero molto agitato per stasera Sì? perché è un tema molto importante per me. Uh-huh. Cercando di raccontarlo a persone non sarde. I was Certo. nervous about tonight because it's not easy to talk about longevity because it seems like a Ci fad. siamo quasi, Okay, we're almost ready. You know, Debbie and Tara, you know what I'm talking about? It's like, I don't want to talk about elixirs. I don't want to talk about, you know, the fountain of youth. But I do want to talk about the simplicity of Sardinia and how we can help other cultures understand that and get back to the basics and live happier and healthier and more just genuine. Vado a mettere la fregola nella Okay, we're putting the minestra. fregol in the soup, by the way. Part of the Sardinian culture, they still involve their elderly family members to be part of their life and part of their worlds, and they're still very integrated into their culture. Whereas I think in our culture, they tend to kind of run out of things to do and feel like they're not as important. Absolutely, absolutely. And the older you get, the more respect you Te lo get. do And it's- questo? what Maria said about it's not just that the older you get, the more respect you get. It's how much elderly people love, how much elderly people give to the family, how much elderly people take care of the family, and how much they take care of the culture. Cioè, stavo ripetendo quello che dici. Cioè, non è che l'anziano è rispettato. L'anziano più, molto. l'anziano è rispettato perché dà. Da e sempre, in riceve. continuazione, dà e Lui dà riceve. sempre di più. Sì, sì. Cioè, non è che non è perché sei vecchio. No, ti no, rispetto, no, è il è il contrario. contrario. Sei vecchio, sei parte di noi, continuiamo ad andare avanti finché Dio vuole, capito? So it's not because you're old we respect you. It's the opposite. It's you are us. You are leading us. You are giving to us. I mean, I never can stress how important the grandparents are in Italy. Quanto è importante il nonno in Italia. Ma sempre, cioè è fondamentale perché comunque sono figure che rappresentano la nostra vita. Se vai ad analizzare bene tutto questo, Yeah. cioè se non ci fossero loro, noi non ci saremmo stati. If they weren't around, we wouldn't be around, right? È così. Okay. Debbie, Tara, do you have any questions for Maria? Or comments? Cosa dicono? Voglio sapere se hanno domande. No. For the minestrone or... Oh, I just wanted to say, the onion we would use a leek. You what? We would use a leek for her onion. Ah, yeah, she used a leek. She did. That was a porro. Il porro e anche la cipollina fresca. Questo. You mean this, Debbie? Isn't I can't see you. Oh. Yeah, È una cipolla fresca, una cipolla piccola, capito? we would use a leek. Sì, Okay. è piccola. E queste? Questi ci sono anche? Yeah, sure. Questi? Sure. I fagioli Yeah. corallo. Pretty, huh? Beautiful. Okay, so You I have to have grow those. They're good at farmer's market. say again?
You'd have to grow those to go to the farmer's market there. Cosa ha detto? Che deve andare al mercato di contadino per trovare Sì, altrimenti si mette un orto lei vicino a Otherwise, casa o dentro il ristorante she has delle she has a vasche. nice garden. È capace, eh? Yeah, she has a good tomato garden. And Tara, I know you have a garden. I do. We have all of our seeds getting ready. Oh, They're all ecco in my che living arriva. room right now. Ecco che arriva il minestrone. Wow. Ecco il nostro minestrone. Adesso lo andiamo a impiattare. Vado? Sure. So I have another question for you. Un'altra domanda. Prego. Ho dimenticato un ingrediente che da noi non ho dimenticato di metterlo, ma voglio farvelo vedere, che sono le cottiche di maiale, perché in tutte le pietanze dei centenari c'è sempre abbinata la carne di maiale. Ok. Viene utilizzata. So we forgot to tell you about an ingredient which was on the ingredient list, but we forgot to mention it. And that's the pig fat. And Maria said in all centenarian dishes, you always have pig fat. Mettiamo un goccio di olio. Drop of oil. Vado? Yeah. Wow, beauty. Questo è il minestrone. Vuoi assaggiarlo, John? Sure. Eh? Yeah, it's a hard job, it's messy. Anche se è È mezzanotte. difficile, ma qualcuno deve. No, non No, ho dai, mangiato, non ho cucchiaio. cenato perché non vedevo l'ora. I didn't have dinner because I couldn't wait to. It's midnight here in Italy. Because Maria Attento che è was so caldo, eh. nice. We're in the white zone now, so then her restaurant's open. So we had scheduled this for 5 in the evening for Vai, us. John. But now the restaurant's Piano open. so we piano, had to- soffia. Oh mamma mia, che. Che bontà, Ma è dai. troppo bello, non voglio. No, non è vero che non. Wow, look at that. You see, it's just beautiful. Non è molto caldo? Devi soffiarlo Mi un brucio? pochino? No, soffia appena appena. Soffia appena appena. Watch John burn his tongue. Very exciting. Adesso campi anche tu 100 anni, John. Campi 100 anni, eh? Now Maria says that I'm going to live until 100 years. So, Posso dire a tua sorella, Sì. che ti Debbie, dovrà, a Debbie, che ti dovrà sopportare ancora per molto tempo dopo questa cucchiaiata di minestrone. you're gonna have to put up with me for a long time after this minestrone. Do it. So, one more question for Maria. Un'ultima domanda. Sì, prego. So we have this wonderful, incredible dish, which I have to keep eating, ok? Che devo continuare a mangiare. Sì? E per te come si prosegue? What's the next course? Allora, possiamo proseguire con un filetto di maiale con una crema di fagioli, per esempio. Un filetto di maiale con crema di fagioli. Sì. So Il filetto di maiale di Villagrande, per esempio, che fa parte della Blue Zone, ok? So a fillet of pork with cream of beans, ok? Ok. Oppure possiamo continuare con del formaggio, Oh, with some cheese. del formaggio buonissimo, cioè che anche un fiore sardo come Oh, questo, like a fiore. qualche ok. fiore, ok, qualche fiore sardo da Ok. abbinare magari a un vino rosso, A nice canonau. sì, o un canonau. Sicuramente la cena è abbastanza equilibrata. Okay. And Debbie, Tara, Yes. before we show everybody the recipe box, did you want to add anything? I don't think we're on. I'll chime there we in. go. Okay. All I can think of is maybe they could use salt pork for your pork fat. Say again? Cosa dicono? So for your pork fat component, maybe they would use salt pork. That would be easy for us to find. Oh, ok, perché il nostro, la cotica lo La chiamano. cotica. È difficile per loro trovare, loro userebbero, cosa si chiama, maiale salato. Sì, potrebbe andare bene anche quello, anche le costine di maiale, per She esempio. said even ribs, even
pork ribs will be okay. Sì, anche delle costine di maiale che possono essere inserite nel momento in cui si cucina il minestrone. You know, when you go to these towns like Seulo, you will find out that the men in the morning, they have like a piece of bread and lard. Cioè una colazione tipica Una vostra, colazione no? tipica nostra? Tipo lardo e pane, no? Lardo, pane, Eh? sì, un lardo confettato del pane, un bicchiere di vino rosso e siamo a Red, posto. red wine. A lot of centenarians have always have had 1 liter of wine per day. You know, molti centenari, no? 1 litro di vino al giorno. Sì, sì, un litro di... Mio nonno, Yeah, your grandfather. quando, prima che morisse, perché è morto comunque grande, quando andavamo a trovarlo la mattina, lui stava sempre col pezzo di pane abbrustolito, soprattutto durante l'inverno, il lardo e sempre questo bicchierino di vino che faceva lui naturalmente, non con le tecniche di adesso, e ci faceva assaggiare sempre. When she went to visit her grandfather in the morning, she'd find him with a piece of toast, the lardo, and his homemade red wine, which in Sardinia is called black wine, vino nieddu. Vino nieddu. Pensa che in tutte le famiglie dei centenari lavoravano tutti quanti in campagna, raccoglievano la legna, avevano gli animali, le donne si occupavano dell'orto, si occupavano di fare, di curare chi cuciva, chi sistemava, eccetera, eccetera. Soprattutto però la cena era fondamentale perché mangiavano tutti insieme e mangiavano il minestrone, mangiavano le zuppe di latte, mangiavano queste cose che comunque riuscivano a produrre loro stessi. So Maria was saying that when you speak to centenarians, their families, everybody worked in the family. They were always, somebody was going out and collecting the wood, somebody was working in the garden, but they were all working all day long. And then they would, everybody would reunite in the evening. Dinner was extremely important. And you'd have like a minestrone, you would have like some sort of soup based on milk maybe. But it was a sì. very poor, era una cucina povera. Era una cucina povera, però una cucina sana. Very healthy but poor. Okay, so Maria, Abbiamo- now what? Yeah, abbiamo finito. Cosa consiglio? What we're gonna do? Dimmi. Cosa consiglio? Sì, volevo presentare questo, quello Sì, che loro certo. fanno. Cosa volevi consigliare? Allora, sicuramente un pecorino stagionato da mangiare dopo il minestrone che fate. Okay, eat. So this is what's in the box, and Maria says, eat this after the soup. Perfect. Okay. Poi abbiamo la fregola, che sicuramente è una pasta che può essere utilizzata sia con le zuppe, sia da condire col pesce, con tutte queste cose. Okay, so fregola goes in the soups. It goes with fish. I pomodori pelati sardi, che sono una The squisitezza. best. Quando non si trova un pomodoro fresco, questi qua la sostituiscono perché sono come al naturale. She said, so Sardinian tomatoes, when you can't find a Sardinian tomato fresh, you get these and it's the best. Ok, poi abbiamo il riso gioiello, il riso nero anche che può essere utilizzato per le zuppe e sicuramente fa molto bene. This is our nice purple rice gioiello, which can go in the soups as well. Le cicerchie, che è un legume antico, This is an ancient legume. It's called cicerchia. ha veramente tantissime qualità organolettiche. Antioxidants, etc., etc. Poi cosa consigliamo? Il pane We're carasau. gonna put your pasta Abbiamo in il the, sovenideu che facciamo noi. that's going in the gift box. Yep. And the lorigitas we're gonna put in there. Le lorighitas, che sono queste qua, hanno un lavoro lungo, però sono quelle che effettivamente sono buonissime, uguale per farle al sugo, col formaggio, con tutto quanto. Il pane carasau. Pane carasau. Il pane carasau che sicuramente accompagna bene la zuppa. Hey, you have to have that with your soup because it keeps good company, as Maria says. E poi abbiamo anche gli oli aromatizzati, se then- volete. Abbiamo gli oli aromatizzati al timo, alla salvia. So we have al- scented olive oils with thyme. Allora, rosemary, rosmarino, finocchietto, wild fennel, la salvia, and il sage. timo. Sì. Okay, so friends, I hope you enjoyed this evening. It's a very special night for me. We are going to go to Seulo Yes. in May,
Ci And organizziamo per andare a Seul e parliamo direttamente con i centenari, così ti raccontano meglio. they'll tell us even better than what you did tonight. And I would love to send you this box and Maria's recipe, and I'd love to see pictures then from all of you telling us how it went. Okay? So thank you. And we're going to take a week off next week, and then we'll be back in 2 weeks. Bye bye, Andrea, vieni qua. Debbie, Tara, Ciao ragazze, arrivederci, alla prossima volta. Ciao Ciao. ciao, Ciao. baci. ciao. Ciao.